Oggi è la giornata mondiale del rifugiato e tante le iniziative che sono organizzate in tutto il mondo, dall'UNHCR, l'associazione Cometa e ETS organizzerà una serie di eventi dedicati agli operatori della formazione, ma anche ai componenti delle comunità. Allora, Cometa ETS è un'associazione che gestisce in provincia di Agrigento il numero 3 progetti ISAI con i comuni di Comitini, di Racalmuto e di Santa Elisabetta. Ogni anno diciamo, la nostra associazione in occasione della giornata mondiale del rifugiato celebra appunto questa giornata per dare l'occasione a tutti di ricordare qual è il significato di questa parola che come sappiamo è sempre al centro dell'attenzione. La parola rifugiati, la parola immigrazione, la parola appunto che quasi collega l'immigrazione alla diversità. Diciamo che il mondo, come sappiamo, è sempre in continuo movimento ed è sempre costellato da conflitti e guerre. Ecco, i rifugiati e i richiedenti protezione internazionale sono coloro i quali appunto provengono da questi contesti, per cui è evidente che sono costretti a scappare dalle proprie case ed è questa proprio la tematica che l'Alto Commissariato per i Rifugiati affronta quest'anno. Dunque sono costretti a scappare dalle proprie case e noi dobbiamo accoglierli ed aprire le nostre porte. Sono concetti che sembrano quasi scontati, antichi quasi nella nostra società. Però vediamo che le tendenze delle nostre comunità diciamo, mettono in discussione ancora questi valori che sembravano appunto acquisiti per noi tutti. La nostra associazione sta organizzando alcuni eventi in occasione di questa giornata, di questo periodo. Alcuni rivolti ai nostri operatori, dunque tenendo alta sempre la professionalità degli operatori dei progetti SAI, appunto perché la normativa sull'immigrazione è una normativa in completo movimento e si modifica con molta rapidità. Dunque avremo diciamo, degli incontri formativi con dei docenti universitari dell'Università di Messina, appunto nelle persone del professore Pira e della professoressa Tarsia. E poi avremo invece degli altri eventi rivolti ai nostri beneficiari con una manifestazione che è un laboratorio cinematografico che appunto si è già svolto in questi giorni appunto sempre nella nostra provincia. Ed infine ci saranno due momenti dedicati allo sport, uno a Santa Elisabetta per quanto riguarda un torneo di calcetto tra diciamo, le nostre 3 comunità, e poi che è previsto il giorno 26 giugno alle 17:30 presso il campo di calcetto del comune di Santa Elisabetta. E poi il giorno 28 invece al Villaggio Peruzzo abbiamo organizzato un evento con il patrocinio della Questura di Agrigento e si svolgerà un incontro di calcio tra una selezione dei nostri beneficiari e una selezione dell'Associazione Amici della Polizia. In quell'occasione appunto speriamo di avere il piacere di avere tutte le autorità che condividono con noi un momento minimo un momento di riflessione, ma anche un momento di condivisione su tutto quello che stiamo realizzando.